Sentiamo la quarta e ultima batteria. Patrick Ianiello in 1, Marco Primo Guerniere in 2, Andrea Cesculti in 3, Tobia Svalli in 4, Luca Collotto in 5, Marco Longini in 6, Manuel Paolo in 7, Tommaso Vanni in 8. Daniel Zamattio 80-32-97, suo passaggio 50. Zamattio per il Gymnasium Pordenone, atleta del 2001, Filippo Coacci in seconda posizione, atleta del 2002. Passaggio di Jonathan Brevi in precedenza 1-11 e 15. 1-9-92 Daniel Zamattio, 36-95 suoi secondi 50, Filippo Coacci 37,65, Edoardo Bressagna 38,61, 36,95 per Zamattio nei secondi 50 metri. Siamo alla sesta virata per il portacolori del Gymnasium Pordenone, corsia 4. 37,02, mantiene un importante vantaggio di 2 secondi rispetto a Jonathan Brebbia, quindi probabilmente andrà ad inserirsi in prima posizione. Filippo Coacci 37,77, Edoardo Bressan 38,54. E dunque Daniel Zamattio per un nuovo tempo di riferimento dei 200 ragazzi e sua questa vittoria in 2:23,05. Filippo Coacci 2:26,98 è seconda prestazione assoluta al momento, Edoardo Bressan 2:27,55 al momento in quarta posizione complessiva. Alla partenza abbiamo l'ultima batteria ragazzi.